Accorpare la struttura amministrativa superando la divisione nelle 5 aziende sanitarie locali, dando linee guida comuni su tutta la regione e razionalizzando le risorse. Questo l'obiettivo e il punto principale della nuova riforma della sanità voluta fortemente dal presidente della regione Marco Bucci e che, nonostante i dubbi di alcuni sindaci e delle rappresentanze sindacali, procede spedita verso l'approvazione. Martedì e mercoledì il passaggio in Consiglio regionale, dove probabilmente sarà votata dalla maggioranza, poi da gennaio la scrittura del piano sociosanitario. In questi giorni Bucci e l'assessore alla sanità Nicolò stanno incontrando i territori. Giovedì sera hanno parlato con i dipendenti di ASL 4 nella sede universitaria di San Salvatore di Cogorno, dove si formano infermieri e fisioterapisti. Con la nuova riforma ci sarà un'unica azienda sanitaria regionale che sostituirà le attuali 5. L'obiettivo è di superare la frammentazione gestionale con funzioni strategiche di coordinamento amministrativo, tecnico e logistico, mantenendo comunque la vicinanza ai cittadini per quanto riguarda i servizi. Strategia che è a livello centrale e le linee guida che sono a livello centrale, ma l'operatività a livello locale. Tant'è vero che manteniamo le stesse 5 ASL con il direttore di area che ha il compito di fare questo. Secondo Bucci, la nuova figura del direttore di area rispetto agli attuali direttori generali delle ASL sarà più adeguata e focalizzata sulle necessità dei territori. Diciamo che il direttore di area ha la possibilità di usare il 100% del suo tempo per lavorare sul territorio, sulla sanità. Il direttore generale di oggi invece il suo 40% del suo tempo è dedicato al bilancio, al patrimonio, ai revisori dei conti, agli avvocati, alle cause, a tutto questo lavoro che ovviamente non è quello che serve per il diretto per la sanità del territorio. Cambiamenti anche per il personale, con linee guida uniformate in tutta la regione e un concorso unico. Possibilità di avere un concorso unico, cosa che è molto positiva, la possibilità di avere un trattamento unico per tutti, per tutta la Liguria, che vuol dire che un tecnico di radiologia non può avere uno stipendio diverso da provincia a provincia, ma deve essere uguale per tutti, e questo è un altro dato estremamente positivo, e ovviamente maggiori possibilità di carriera.